Aperta da 2 giorni del G7 Istruzione a Trieste, al centro la valorizzazione delle abilità degli studenti, ma riferimenti anche a Ucraina e Africa. E Trieste supera la prova del traffico. Durante i lavori del G7 Istruzione, nonostante divieti e limitazioni ai veicoli, non si sono registrate criticità particolari. Asilo di Roiano, il documento approderà in Consiglio con l'arrivo di un emendamento che limiterà alcuni aspetti, ma la concessione del servizio educativo a una cooperativa rimane. Il centrodestra rimarrà compatto sull'asilo di Roiano, ma con la sola contrarietà della consigliera Brandi. Non è l'unico episodio di litigi interni alla maggioranza. Danneggiamenti continui, ma a questo punto sospetti. Forse qualcuno vuole che chiudiamo, parla a Tele4 il presidente del Bagno Kral. Una nuova commessa di 500.000 euro affidata a Fincantieri dalla Marina Militare, il 4º sottomarino di nuova generazione. E l'assessore comunale Rossi così parla: 2 mostre al Museo del Ricketts e a Palazzo Gobčević per celebrare il 70° anniversario del ritorno di Trieste all'Italia. Buonasera e bentrovati alla nuova edizione del telegiornale di Tele4, aperta da 2 giorni del G7 Istruzione a Trieste. Al centro la valorizzazione delle abilità degli studenti, ma anche tanti riferimenti a Ucraina e Africa. Il punto con Bernardo Gulotta. La riduzione del gap tra domanda e offerta delle competenze del mercato del lavoro, ma anche il contrasto alla dispersione scolastica, non solo, anche la valorizzazione di ogni singolo studente. Questi gli assi principali del G7 dell'istruzione che si tiene a Trieste, apertura ieri al Castello di Miramare, sessione di lavoro oggi e anche domani. Sono incominciati questa mattina i lavori del G7 Istruzione a Trieste. Attorno alle 9 il ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara ha accolto tutte le delegazioni in Piazza Unità d'Italia. Poi è entrato nel Palazzo delle Regioni, dove oggi e domani si svolgerà il vertice. Il G7 Istruzione è presieduto dallo stesso ministro Valditara e vi partecipano i ministri dell'istruzione dei paesi del G7 e di 17 delegazioni per oltre 100 persone. Sono presenti anche la commissaria europea all'istruzione Iliana Ivanova, i vertici dell'Unione Africana, i rappresentanti delle principali organizzazioni internazionali competenti in materia, OCSE, UNESCO, UNICEF e la Global Partnership for Education. La valorizzazione dei talenti di ogni giovane, perché crediamo fortemente in questa pluralità delle intelligenze. Ogni giovane ha un'opportunità, non dobbiamo lasciare indietro nessuno, e questa è la prima finalità della scuola. E poi la valorizzazione dei docenti, ridare autorevolezza ai docenti, un altro punto fortemente condiviso. E poi, se vogliamo dare veramente opportunità ai nostri giovani, a tutti i talenti, dobbiamo anche valorizzare l'istruzione tecnica e professionale, eppure di questo parleremo, e questo è un altro tema forte di questo G7, la centralità del rapporto fra la scuola e il mondo del lavoro e il mondo dell'impresa. E poi ovviamente l'intelligenza artificiale, nuove forme di didattica sempre più inclusive per vincere la dispersione scolastica che, come avete visto anche da alcuni rapporti internazionali, è sempre più diffusa ed è sempre più inquietante. Quindi politiche concrete. Io ho detto che questo G7 avrebbe dovuto concludersi con una forte sottolineatura della concretezza. Le rive sono bloccate al transito veicolare, Piazza Unità è blindata, solo personale autorizzato può accedervi o la stampa accreditata. Una situazione che blocca di fatto il centro cittadino per tutta la giornata. Vedete dal lato, che punta verso la stazione dei treni, come all'altezza del Tommaseo le auto sono deviate verso Corso Italia. E c'era una certa apprensione per il traffico questa mattina, deviato a causa dei lavori del G7. Nonostante i mal di pancia espressi dai triestini anche a Sveglia Trieste, la situazione, perlomeno in mattinata, non ha raggiunto punte drammatiche. Umberto Bosazzi. Cosa hanno in comune una chiatta e una caserma dismessa? Secondo alcuni, che hanno inviato le proprie email a Sveglia Trieste stamani, vi si sarebbe potuto svolgere il vertice G7 senza provocare disagi alla cittadinanza.
È la vexata questio che si ripropone appunto ogni qualvolta la nostra città è sede di vertici, bilaterali o meno, se tali summit, come in questo caso, comportano chiusura al traffico veicolare e tutta una serie di ulteriori divieti. Fatto salvo che al lato pratico i triestini si rivelano ligi alle restrizioni e non cercano minimamente di ribellarsi. Stamani c'era una certa apprensione per la chiusura delle rive, con il traffico deviato all'altezza di Piazza Tomaseo lungo Corso Italia e lungo le direttrici Cadorna Diaz. In ora di punta, attorno alle 9, c'è stato un incremento del volume del traffico risoltosi in tempi più che accettabili. Poi in mattinata la situazione documentata dalle nostre telecamere. Una notevole tranquillità lungo le zone limitrofe alle strade interessate dalla chiusura, con qualche problema, anch'esso risoltosi in tempi non olimpici, dalle parti di Piazza Goldoni e delle gallerie. Ancora polemiche oggi in commissione consigliare per la delibera sull'asilo di Roiano. Il documento approderà in Consiglio Comunale, dove è previsto l'arrivo di un emendamento che limerà alcuni aspetti, ma di fatto sembra che il centrodestra non abbia intenzione di snaturare il cuore del documento, ovvero la concessione del servizio educativo a una cooperativa. Il servizio. Vergognatevi, non potete gestire con atti di imperio, vergognatevi. Clima caldo dentro e fuori dall'aula del Consiglio Comunale oggi per la commissione sull'asilo di Roiano. Le posizioni di maggioranza e opposizione rimangono distanti. La delibera dell'assessore De Blasio, che include l'affidamento in concessione del servizio educativo a una realtà privata, è stata contestata ancora una volta dalla minoranza dell'aula e dalla consigliera di Forza Italia Angela Brandi. A 40 minuti circa dall'inizio della seduta, poi, il capogruppo di Fratelli d'Italia Marcello Medau chiede di andare al voto per sveltire una seduta che alla fine avrebbe licenziato la delibera in commissione per vederla fra qualche giorno approdare in aula con la possibilità di avanzare delle modifiche. Apriti cielo, l'opposizione insorge. Io penso che la delibera sia matura per licenziarla immediatamente per l'Aula, quindi chiedo di andare al voto. Io mi chiedo con che coraggio venga soltanto in mente di fare una simile azione antidemocratica in un'aula di Consiglio Comunale. Presenti i sindacati, presente un blocco nutrito di consiglieri e assessori di centrodestra, la delibera prosegue, ma registra ancora una volta il voto, non fisico ma verbale, contrario della forzista Brandi, con tanto di stizza verso alcuni alleati. A differenza di quello che dice qualcuno di cui non ricordo il nome, nessuno può buttarmi fuori da questa maggioranza, perché non è il mio capogruppo, può farlo solo il mio capogruppo e quindi sono parole assolutamente al vento da parte di qualcuno di cui non ricordo neanche il nome. Ciò che interessa a ogni modo è la risoluzione di questa decisione, che passerà attraverso un maxi emendamento, il quale includerà delle limature ma non un capovolgimento dell'intenzione iniziale. Potranno esserci richiami alla sperimentazione, al fatto che questa modalità riguarderà solo quell'asilo a Roiano e non altri in fase di realizzazione. Così come potrebbe essere stralciato il riferimento della delibera, dove vengono rilevati i costi a carico del comune per malattie e maternità del personale, a differenza del privato dove a farsi carico di questi costi è l'INPS, un passaggio che sembra essere fuori luogo per avvallare la scelta della concessione. Fratelli d'Italia proporrà degli emendamenti perché, come ha detto l'assessore De Blasio, tutto è perfezionabile, non abbiamo paura appunto di proporre delle modifiche. Noi come centrodestra, anche e soprattutto come Fratelli d'Italia, vogliamo dare il miglior servizio possibile e dando alla città quei 66 posti di asilo nido che si merita e su cui abbiamo fatto importanti investimenti. Crediamo che questa struttura nuova di Zecca non possa essere data in mano ai privati, non perché il privato non sappia gestire in modo anche efficace determinati servizi, ma perché in questo modo si abdica ad una funzione fondamentale del nostro servizio pubblico. Dunque le discussioni che animano il centrodestra non porteranno a una crisi di maggioranza, nemmeno dopo la posizione contraria della consigliera Angela Brandi, che si oppone alla concessione ai privati nel servizio educativo dell'asilo di Roiano. La coalizione avrebbe troppo da perderci e si proseguirà assieme, pur in un clima spesso conflittuale. Io chiedo che i servizi educativi non vengano mai esternalizzati, né sperimentalmente né in futuro. Per quanto in certe situazioni sfiori la rottura, il centrodestra in Consiglio Comunale non arriverà a una crisi di maggioranza, benché la coalizione si componga di diverse anime partitiche che su certe cose parlano diverse lingue. Il gruppo è ben conscio che una frattura avrebbe conseguenze politiche disastrose. Non solo per questo, ma anche perché non può essere l'asilo di Roiano il solo elemento che possa aprire una crepa così profonda su un'intera giunta. Questa delibera ha avuto
il parere favorevole di tutte le segreterie provinciali del centrodestra, di tutta la giunta del centrodestra e del sindaco di piazza, quindi non ci sono fratture in maggioranza perché il centrodestra è compatto, c'è stata una scivolata oggettiva. Abbiamo recuperato, recupereremo e lavoreremo ancora insieme fino al 2027 per la nostra Trieste. Io faccio un appello alla maggioranza, per favore ritirate questa delibera. Eppure i segnali di un clima teso al di là delle dichiarazioni di facciata ci sono. Il peso di Fratelli d'Italia nella giunta di piazza è un dato di fatto, ma ci sono casi in cui, come quello della delibera sull'asilo di Roiano, la posizione del singolo fa probabilmente più rumore del coro condiviso del resto del gruppo. Io mi auguro che qualcuno possa cambiare idea, possa ripensare e possa sostituire questa delibera in modo che il nido di Roiano torni ad essere comunale, perché è nato comunale, è stato costruito con i soldi pubblici ed era destinato a essere gestito come tutti gli altri nostri asili nido da personale comunale. E in questo caso la consigliera Angela Brandi non è andata per il sottile, facendo eco a una sottolineatura della consigliera Matteoni. C'è qualcuno con cui si vuol parlare, si può parlare in maniera franca, senza nessun problema, e lo stiamo facendo, e altri che sono irrecuperabili e che per me non fanno parte della maggioranza. Ma non sarà certo qualcuno di un altro partito a dire se faccio parte o meno di questa maggioranza, casomai sarà il mio capogruppo e non credo che me lo chieda, quindi queste frasi lasciano il tempo che trovano, non mi soffermerò neanche un attimo su questo. In Friuli Venezia Giulia ci sarà un incremento di forze dell'ordine, in particolare a Udine, dove negli ultimi giorni abbiamo vissuto dei momenti critici sotto il profilo della sicurezza. Entro giugno arriveranno 63 poliziotti in più a Trieste, 65 a Udine, 30 a Pordenone. Inoltre aumenterà il numero dei militari, 187 sono in arrivo a Trieste, 144 a Udine e verranno impiegati a presidio di obiettivi sensibili. Ringrazio per l'attenzione e l'impegno il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e il Sottosegretario Wanda Ferro, che dopo i recenti gravi fatti di violenza accaduti a Udine hanno prontamente risposto con l'invio di ulteriori uomini. Di fondamentale importanza l'aspetto della deterrenza, e queste risorse in più contribuiranno a ripristinare la sicurezza nel nostro territorio. Lo afferma in una nota l'onorevole Walter Rizzetto, coordinatore regionale di Fratelli d'Italia in Friuli Venezia Giulia e presidente della Commissione Lavoro della Camera. Troppi danneggiamenti sospetti, mi viene da pensare ci sia qualcuno che desidera che noi e il ferroviario abbandoniamo l'attività per lasciare spazio ad altro. Ai microfoni di Tele4 torna a parlare il presidente del bagno Kral, Lorenzo De Ferri, che ha subito nuovi danni e furti. Ho visto che i progetti per il Porto Vecchio, per questa parte, entro il prossimo anno verrà abbattuta la ex stock, tutto quanto. Ecco, stavo pensando che purtroppo, e mi prendo io la responsabilità di quello che dico, che questi atti vandalici sia un motivo per scoraggiarci noi e il ferroviario, per dire: ma signori, siamo stufi, non facciamo più niente, prendetevi tutto. Ecco, un pensiero, faccio una frase dell'onorevole Andreotti che diceva: a pensar male si fa peccato, però ci si azzecca. Un pensiero che si forma nella mente, dettato anche dall'esasperazione di vedere la propria struttura presa di mira ogni settimana, praticamente senza motivo. Altri furti e danneggiamenti allo stabilimento Kral, dove gestori e la ditta Rosso stanno lavorando il più velocemente possibile per tentare di aprire e salvare parte del periodo estivo dopo il dramma delle mareggiate che hanno distrutto tutto. Lorenzo De Ferri, presidente del Kral, non ne può più di sopportare questo periodo disgraziato. Abbiamo fatto 3 denunce per furti e atti vandalici, adesso dobbiamo fare la 4ª denuncia perché 2 o 3 giorni fa ci hanno portato via tutte le boe di segnalazione che vanno a mare per segnalare il nostro posto. L'obiettivo è riaprire, dicevamo, ma è da escludere che si riesca a sfruttare il mese di luglio. I lavori stanno andando avanti, c'è una ditta seria che sta facendo tutto quanto. Ci ha garantito che il 15 o 16 luglio finiscono i lavori. Poi però bisogna che inizino i nostri lavori, perché bisogna fare un sacco di cose che non faranno loro fanno soltanto i guasti della mareggiata, tutta la rifinitura dobbiamo farla noi. Pertanto ci voglieranno ancora 15 giorni. Speriamo, faremo tutto il possibile, io e il collega Maurizio Arena, per aprire il
31, 1 agosto, 30 luglio, insomma per aprire. Noi desideriamo e vogliamo aprire. Però c'è anche un altro problema, la scarsità di bagnini, che purtroppo non ci sono. Anche l'adiacente bagno ferroviario è pronto ad aprire, la data è il 5 luglio, anche loro però purtroppo continuano a subire danneggiamenti, vediamo. Abbiamo la speranza di riuscire al 5 a aprire una parte dello stabilimento, il bar e il ristorante, per dare un servizio ai soci. Come lo stabilimento Kral, anche il bagno ferroviario sta lottando per riaprire dopo essere stato pesantemente danneggiato dalle mareggiate. Il 5 luglio è la data designata in base ai lavori in fase di conclusione, ma non tutta l'area sarà operativa, tante cabine non potranno essere utilizzate. La chiave per ripartire, aggiunge Claudio Vianello, è garantire un servizio per gli abbonati. Noi vogliamo dare un servizio soprattutto ai vecchi clienti che sono sempre venuti qua, e avendo avuto e subito danni, aprendo con un forte ritardo e dovendo lavorare con un cantiere che occupa il 55% della superficie, è chiaro che dobbiamo accontentarci di dare degli abbonamenti, e gli abbonamenti li abbiamo fatti di 3 tipi: quello stagionale completo, quello feriale per chi non vuole venire il sabato e domenica al mare, e quello solo sabato e domenica, così hanno l'opzione di poter venire qua, avere i lettini, l'ombrellone, e abbiamo 14 cabine piccole al servizio e alcuni spogliatoi. Fondamentale il ripristino degli scogli, prima portati via dalla forza del mare, per garantire un minimo di barriera contro le mareggiate. Abbiamo portato avanti alcuni lavori anche grazie onestamente al commissario presidente dell'autorità portuale Torbianelli, che ci ha dato una mano. In questo caso sono venute prima la PTS, poi sono venute altre ditte, la Rosso eccetera, con il pontone, e hanno ripristinato la scogliera, perché se non ripristinavamo la scogliera come difesa della spiaggia, è chiaro che la prima mareggiata, qualsiasi lavoro avremmo fatto, sarebbe andato perso di nuovo. Nota negativa, continuato a subire danneggiamenti. Nota negativa, purtroppo continuiamo ad avere dei bambini, credo, che vengono qui, vengono a distruggere per il gusto di rompere, spaccare, danneggiare, senza portare via niente, si limitano semplicemente a rompere tutto quello che possono. E ora sentiamo proprio le parole di Torbianelli, commissario del porto di Trieste, che è intervenuto sull'argomento anche dopo la conclusione dei lavori. Vediamo. Tanto personale al lavoro per questa opera, che costi ha avuto tra Kral e Ferroviario? Intanto i progetti li abbiamo fatti noi con le nostre maestranze, che quindi, vorrei dire, nei ritagli di tempo fra tutta la gestione dei grossissimi progetti infrastrutturali hanno dato una importantissima mano anche su queste cose che apparentemente sono meno grandi, però molto importanti. E poi ringrazio anche Porto Trieste Servizi, che è intervenuto a complemento di altre attività date dalle 2 imprese a cui abbiamo affidato i lavori. Abbiamo più o meno 2 contratti da poco meno di 200.000 euro di quadro economico ciascuno. Dopo febbraio abbiamo fatto più rapidamente possibile, passando ovviamente attraverso tutte le procedure necessarie e burocratiche, in particolare anche tutte le perizie assicurative che erano assolutamente necessarie. Poi siamo partiti con 2 affidamenti di lavori che sono stati veramente i più rapidi possibili. Il 21 giugno è stato consegnato una parte importante del bagno ferroviario, che mi dicono aprirà ormai mi sembra il 5 luglio. Il Kral ha avuto danni per certi versi più importanti, perché è crollata sostanzialmente tutto il sostegno di una parte importante della piattaforma, ma stanno chiudendo anche lì i lavori e il 15 ci dovrebbe essere la consegna. Un impegno importante dell'autorità anche in virtù del fatto che insomma Trieste è una città unita, se vogliamo, da questo punto di vista, con questi bagni storici. Ma tutti noi nella nostra vita siamo andati al dopolavoro ferroviario al Kral probabilmente, o nella nostra infanzia, quindi sono luoghi amati che sono peraltro anche stabilimenti storici, e quindi ci si impegna. Chiaramente c'è bisogno di manutenzione e apprezziamo anche molto quando i gestori, che comunque hanno sempre delle responsabilità importanti nella dimensione manutentiva, comprendono e si integrano nel percorso di collaborazione, ecco, come è avvenuto in particolare col dopolavoro.
E in merito ai probabili lavori di abbattimento o riqualificazione dei magazzini ex stock del Porto Vecchio citati nei servizi precedenti, arriva anche l'informativa dell'assessore ai lavori pubblici Elisa Lodi. Sono vincolati, fanno parte del progetto e vanno ristrutturati in modo pesante, ma dipende dalla conferenza dei servizi che si farà sul definitivo. Bene, noi ci fermiamo per qualche minuto di pausa pubblicitaria, ma torniamo fra poco con altre notizie e servizi. State con noi. E stasera, come ogni venerdì, torna Ring con Ferdinando Avarino. Ecco i suoi ospiti: Nicole Matteoni, Fratelli d'Italia, Paolo Polidori della Lega, Carlo De Donato, Partito Democratico, Enrico Sossi del Movimento 5 Stelle. Poi l'intervista a tu per tu con il vescovo di Trieste, Monsignor Enrico Trevisi. Una nuova commessa, valore 500.000 euro, è stata affidata a Fincantieri dalla Marina Militare, il quarto sottomarino di nuova generazione, parte di un programma denominato U212 NFS. Vediamo. Fincantieri costruirà il quarto sottomarino di nuova generazione relativo al programma U212 NFS della Marina Militare. L'Organizzazione Internazionale di Cooperazione per gli Armamenti, OCCAR, infatti ha esercitato l'opzione relativa. L'unità ha un valore di circa 500 milioni di euro, compreso il relativo Integrated Logistic Support e In-Service Support. L'accordo è stato siglato dal direttore di OCCAR, Joachim Sucher, e dal DG Divisione Navi Militari Dario Deste nello stabilimento di Fincantieri di Muggiano. Contestualmente è stata attivata un Engineering Chain Proposal per l'industrializzazione in Italia, la produzione e l'integrazione a bordo di tutti gli U212 NFS di un innovativo sistema di accumulo di energia al litio che sostituirà il tradizionale sistema al piombo attualmente in uso, aumentando così l'autonomia in immersione dei sottomarini. Il programma intende rispondere alla necessità di sorveglianza e controllo degli spazi subacquei, considerati i complessi scenari operativi delle operazioni underwater e l'approssimarsi del termine della vita operativa delle 4 unità della classe Sauro oggi in servizio. Pierroberto Folgero, amministratore delegato e direttore generale di Fincantieri, ha parlato di un ulteriore passo avanti nella crescita di Fincantieri nel settore della difesa e in particolare nell'innovazione del comparto subacqueo. Folgero ha ricordato quanto sia strategica l'area underwater in cui si giocheranno le sfide fondamentali degli equilibri geopolitici e dell'innovazione tecnologica del futuro. Riapre domani il parco acquatico di Grado, chiuso da sabato scorso a causa di un incendio che ha distrutto 2 chioschi interni. A una settimana esatta dall'incendio che aveva devastato i 2 bar interni, riapre sabato 29 giugno il parco acquatico di Grado. Era successo tutto durante la notte tra il 21 e il 22 giugno. Alcuni condomini che soggiornavano nelle vicinanze avevano notato bagliori sospetti provenire dalla spiaggia. All'intervento dei vigili del fuoco, i 2 chioschi interni al parco erano già completamente distrutti. Tutto era partito probabilmente da un cortocircuito con il vento che aveva alimentato le fiamme facendole propagare velocemente. Esclusa la pista dolosa, l'area non è mai stata sottoposta a sequestro. Questo ha consentito al personale della GIT di mettersi al lavoro immediatamente dopo il disastro per provare a riaprire il prima possibile, vista la stagione estiva in corso. E così è stato. La direzione del parco precisa che ci si potrà divertire nuovamente in totale sicurezza grazie al monitoraggio di tutti i parametri della qualità dell'acqua, a seguito dell'operazione di bonifica e pulizia affidata a professionisti del settore. Ovviamente in una settimana non è stato possibile ricostruire i 2 chioschi, ma è garantito il servizio bar. A breve ampliamento dell'orario e aperture serali per riprendersi un'estate che non era cominciata nel modo migliore. Ospite di Trieste in diretta, l'assessore comunale Giorgio Rossi ha annunciato 2 mostre che il Comune di Trieste organizzerà per celebrare il 70° anniversario del ritorno di Trieste all'Italia. Vediamo. E quindi credo che fare le 2 mostre, così come abbiamo deciso di farle, una alle Request, che è una mostra prettamente storica che si allaccia anche alla storia della Prima e Seconda Guerra Mondiale, e un'altra invece più fotografica, perché noi abbiamo la fototeca al Museo Smith, le faremo anche, diciamo così, noi ci eravamo impegnati a tirare fuori dei soldi, ma abbiamo ricevuto un bel regalo dalla Regione, perché dovevamo riconoscere che il consigliere Claudio Giacomelli è riuscito
a emendare una legge eccetera, finanziaria, e ha trovato i soldi sia per noi 70.000 euro che mi pare 50.000 euro per altre associazioni che avrebbero desiderato fare altrettanto. Quindi nel nostro programma, oltre a queste 2 mostre, inseriremo alcuni altri piccoli eventi e faremo una cosa importante che durerà tutto negli ultimi 2 mesi e i 4-5 mesi successivi nel 2025 per ricordare questo avvenimento che indubbiamente ha una portata storica per i triestini e non solo. Vediamo le prossime immagini girate da Bernardo Gulotta nel tardo pomeriggio di oggi in via Dante. Perché c'era un appuntamento atteso sicuramente da molti tifosi che hanno potuto incontrare il presidente della Triestina, Ben Rosenzweig. Eccolo qui, lo vedete nelle immagini, che appunto in via Dante ha incontrato tanti affezionati, strette di mano, selfie, fotografie, qualche autografo, insomma la possibilità di confrontarsi direttamente con il presidente, che ha rilasciato anche dichiarazioni importanti nei giorni scorsi, l'ambizione di riportare la Triestina fino alla Serie A. Insomma, ovviamente si riparte per il nuovo campionato ma dopo l'estate, ma insomma le ambizioni sono grandi. Dicevamo incontro con i tifosi, membri anche, vedete, della dirigenza, e poi Ben Rosenzweig che torna a fare un bagno di folla a Trieste, e ovviamente con tutta la felicità di chi ha potuto incontrarlo e anche regalargli qualcosa, come vedete da questo tifoso. Gli hanno, credo, mi pare di aver capito che gli abbia regalato una statuetta di un giocatore con la maglia della Triestina. Presenti anche i colleghi giornalisti, e tra un bicchiere e strette di mano, insomma un clima sereno e di attesa ovviamente per la nuova stagione, che tutti noi per primi speriamo sia una grande stagione per questa Triestina. Si conclude qui il telegiornale di Tele4, vi ringrazio per averci seguito, rimanete con noi perché è venerdì e quindi torna nei nostri studi Andrea Blau con il nostro approfondimento. Ci vediamo fra pochi minuti. Buonasera di nuovo e bentrovati come sempre il venerdì con Andrea Blau, che ringrazio per essere tornato nei nostri studi. Bentrovato Andrea. Buonasera a tutti a casa, buonasera Gianluca. Oggi ho fatto un errore, ho voluto fare come te, mi sono messo la giacca e adesso ho tanto caldo. Sì, infatti ho acceso l'aria condizionata perché stavo morendo anch'io prima, quindi ero tutto un sudore, quindi sì, beh, potremmo anche scambiare. Dici che vuoi che ce la scambiamo a questo la punto? giacca? Non faresti un affare perché cioè, è pesantina. Mi tengo la mia, mi tengo la mia giacca senza alcun problema e senza invidia, va bene. Allora, cosa posso fare per fare in modo che tu ti alzi e te ne vai come una volta? Quando io ho iniziato parlavo troppo e ho detto ma qua presento io o chi? Guarda, già perché l'hai detto rimarrò ancorato qui. Bastian contrario. Sono sorprese, no? Sono cose che avvengono così, chissà cosa accadrà le prossime volte. Dai. Sì, è vero. Ma devo dire che poi oltretutto io ho proposto, volevo fare un po' di polemica, ma sono stato censurato questa volta, quindi penso che sia una delle prime censure che voi non fate. No, sto scherzando chiaramente, assolutamente, mi sto inventando tutto. No, cosa dici? Incominciamo con un argomento che in realtà tocca il cuore e il portafoglio di tantissime persone. La difficoltà, il caro vita, sappiamo quanto sia difficile per moltissime famiglie avere a che fare con tutte le spese di ogni giorno, e tu giustamente ci dai una panoramica interessante, perché con delle slide che gentilmente mi hai preparato e che io ho qui sott'occhio e non posso sbagliare, iniziamo dalla prima. Adesso a casa ce l'hanno? Adesso ce l'hanno anche a casa. Bravo Guido che ha capito esattamente
cosa volevamo fare, mostrare queste Per me slide. il ritorno di Guido, perché era un po', non era in regia, mi stavo affezionando all'altro Gianluca, ma adesso c'è il mitico Guido, per cui Grandissimo benissimo, Guido, grande Guido. grandissimo Guido. Infatti ha tolto la slide. Sì, infatti, giusto per smentirci immediatamente. Bene, allora, 1/3 delle famiglie dedica ai figli dal 40% al 70% della spesa. Questo è il primo dato da cui partiamo. Sì, partiamo con una riflessione. 1/3 delle famiglie dedica ai figli dal 40 al 70% della spesa di cosa? Del loro reddito. Quindi la spesa per una famiglia è il 70% delle fonti di guadagno che hanno. Per alcuni poi 40% chi ha la spesa media ha una forbice importante. Poi vedremo anche insomma alcune cose, non voglio andare troppo veloce, però il ragionamento è questo. Abbiamo in Italia 2 grandi problemi: la denatalità e il condizionamento a causa di questa denatalità del mercato del lavoro, cioè c'è difficoltà ad trovare lavoratori e ad avere un ricambio generazionale nel mondo del lavoro. Non voglio parlare di lavoro, ma voglio associare il principio del fatto della spesa e della difficoltà poi, a causa di quella spesa, di riuscire a fare una vita così come era la vita magari dei nostri genitori o di chi ha goduto di condizioni migliori. Perché è già difficile avere disponibilità di tempo. Il tempo libero te lo crei e quello ti costa, ma poi c'è anche la gestione della vita normale, che per una famiglia vuol dire avere dei figli e sostenere delle spese. Queste spese, lo vedremo adesso andando avanti col discorso, incidono sulla qualità di vita. Perché? Perché, come c'è scritto, vedremo scritto dopo, su quel 40-70% di spesa quel 40-70% di spesa incide su delle rinunce che poi le famiglie devono fare, ovvero i genitori nella gran parte dei casi. Se riusciamo a vedere la prossima slide, sì, ok, è lì a fianco. Io l'ho già messa, sono veloce. Sono velocissimi, sì. O sono troppo veloci, o troppo veloce Guido, o sono io troppo lento. Sei stanco e hai lavorato sì, tanto oggi. Beh, insomma, lavorare, vabbè. In media i figli assorbono il 34% della spesa media mensile familiare, quindi 40-70% in generale, i figli 34%, ma attenzione che è più indicativo il 40-70% di spesa di prima, perché questa è una focalizzazione sulla spesa per i figli mensile. Ogni mese il 34%, sì, un terzo è la media per famiglia. Insomma. Sì, è 1/3 della spesa, o meglio, il costo di una gestione familiare ogni giorno incide per 1/3 su quello che è appunto un bilancio. È una cifra importante, perché 1/3 di tanto è 1/3 di un certo valore, 1/3 di poco è un grossissimo sacrificio, o meglio è un importo importante, è un peso che deve essere in qualche modo, o meglio, sono delle economie che devono essere trovate in qualche modo, quindi andando a cercare di risparmiare, andando a cercare di comprare in maniera diversa. Adesso lo vedremo pian piano. Questo vuol dire che oggi avere una famiglia non solo ha un costo in termini di impegno di tempo. Per esempio abbiamo parlato qua alcune puntate fa del problema delle donne nel mondo del lavoro. Sì. Quindi l'occupazione femminile in Italia è veramente bassa a causa anche di queste questioni. Quindi la vita familiare, o meglio le faccende di famiglia, vengono ancora purtroppo attribuite alla donna. Quindi la donna ha degli impegni di tempo che condizionano tutto il resto, e quindi ha anche un sacrificio in termini di economia. Questo quindi fa appesantire il costo della gestione della famiglia ancora di più. Quegli importi, quelle percentuali che vediamo quindi incidono soprattutto su famiglie giovani, meno abbienti e giovani. Vediamo quella dopo. Ecco, famiglie con genitori under 30 le più in difficoltà. Questo è un dato preoccupante che giustifica, o meglio, spiega, non giustifica. Ho detto una cosa gravissima, non giustifica assolutamente, spiega perché abbiamo una denatalità così importante. E perché si fanno i figli sempre più tardi, no? Si fanno i figli sempre più tardi perché si cerca di avere un equilibrio economico che oltretutto è anche sempre più difficile da raggiungere anche a una certa età.
Anche qua abbiamo detto altre volte, digitalizzazione, mondo che cambia, persone di una certa età che rischiano di restare e venire escluse da questo momento, da questo cambiamento, quindi il rischio è che anche fare una famiglia più tardi sia complicato. Quindi questa gestione della spesa, questa incidenza sulla vita, del costo della gestione dei figli, è un dato importantissimo che deve far ragionare. Attenzione a non inciampare su banalità, o meglio, non banalità, su attribuzioni superficiali del reddito, ovvero le retribuzioni in Italia sono tra le più basse, non crescono da tanti anni, eccetera, eccetera, eccetera. Non risolviamo aumentando le retribuzioni per quello che ci si può permettere nel mercato del lavoro oggi. Dobbiamo pensare di unire una fiscalità applicata al reddito da lavoro e alle famiglie diverso, aumentando sì i redditi, ma anche riuscendo ad abbassare il costo delle spese. Quindi è una cosa molto più complessa. Se diamo 2 euro in più a una retribuzione che prevede 7 euro di retribuzione tabellare lorda, non risolveremo questo problema. Non basta banalmente aumentare gli stipendi. No, aiuta sicuramente e va fatto, ma non basta. Ma non basta. Non focalizziamoci su questa cosa come dire è la soluzione, la panacea del male. No, assolutamente no. È uno dei percorsi che vanno fatti e che devono essere inseriti in un contesto più complesso. Vediamo un attimo la slide successiva. Un terzo delle famiglie dedica ai figli dal 40 al 70% della spesa. Questo l'avevamo già visto prima. No, credo che sia un po' diverso, perché vediamo, vado a ripescare il primo, aspetta, sai, potrei aver fatto casino io. Un terzo della famiglia dedica ai figli, sì, me l'hai mandato 2 volte, Andrea. Eccola, è colpa mia. Allora andiamo a questo, andiamo al prossimo ancora. Perfetto, tra i maggiori costi, ecco, questa è un'analisi che è importante fare. Tra i maggiori costi, abbigliamento, libri scolastici, attività sportiva e pasti fuori casa. Questo interviene su quello che è un'economia di un paese. Quindi chi ha famiglia non è un soggetto che aiuta nei consumi l'economia del paese, ovvero incide negativamente sul PIL. Attribuire questo a una famiglia è un segnale molto grave, cioè pensiamoci su, avere famiglia oggi condiziona negativamente, chiaramente non tutti, perché c'è chi non ha questi problemi, però chi non ha questi problemi non può dire stai parlando cretinate, così come chi li ha non può dire bravissimo, ha capito tutto. No, dobbiamo trovare un equilibrio e trovare soluzioni a quello che oggi è un campanello d'allarme, purtroppo c'è tanto tempo, ma oggi ahimè è grave perché porta a una conseguenza molto importante, molto grave, sottolineo il grave, la denatalità. Rischiamo abbiamo troppe persone anziane rispetto ai nati. Per non parlare di altri problemi, ma non abbiamo tempo di approfondire, ma veramente questo è un aspetto che stiamo valutando molto molto importante in un contesto generale del nostro paese. Vediamo un attimo quella successiva. 6 genitori su 10 costretti a rinuncia, l'abbiamo detto prima, la categoria più colpita è quelli degli under 30. Provate a pensare una famiglia under 30 di genitori sotto i 30 anni con figli che hanno... Tu ne conosci? Sì. Pochi però. Sì, pochi, assolutamente, la maggior parte sono dai 35 in su, però c'è questa tendenza a cercare di essere genitori in un'età che ti dice, ok, è arrivato il momento. È arrivato il momento, sono più giovane, riesco a sopportare di più le fatiche di essere genitore e quindi provo questa esperienza, magari perché ho i genitori miei, quelli che saranno i nonni, che sono ancora vivaci, insomma giovanili, per cui mi possono dare una mano, eccetera. Ecco, questa equazione è sempre più difficile da trovare, anche perché la genitorialità, o meglio, essere genitori ai ragazzi giovani di oggi spaventa. Spaventa anche qua, collegamenti con quello che abbiamo detto in altre puntate, non so, la connessione sui telefonini, è tutto molto collegato. Oggi siamo forse ad un'analisi... non è facile fare i genitori oggi, è il lavoro più difficile del mondo a prescindere dalle Assolutamente, epoche. Lo è sempre stato e lo sarà sempre. Oggi
proprio per queste grandissime difficoltà i trentenni o gli under 30 tendono a dire aspettiamo ancora un po', complicando di molto le diverse cose, veramente se iniziano non finiscono più, ci sono tante le conseguenze. Qui abbiamo delle specifiche, corro un po' più veloce, sai, perché Sì, mancano sì, 4 minuti, qui abbiamo delle assolutamente. specifiche più precise, l'abbigliamento il 63%, i testi di libri scolastici 51%, scarpe, borse, accessori, attività sportiva 48%, i pasti fuori casa 46%, le voci che più incidono sui costi di una famiglia, quindi insomma è un dato interessante. Sì, è un dato interessante che incide sui consumi, quindi ribadisco ancora sull'economia del paese, ma queste voci vuol dire ridurre la qualità di vita. Perché? Perché perché ho una famiglia, perché ho dei figli, io lo trovo una cosa assurda, è una cosa pericolosa anche in un giudizio di paese civile come quello che sicuramente è l'Italia, però una soluzione va trovata, è inutile riempire pagine di giornali con polemiche politiche, partitiche. Stiamo attenti a quello che effettivamente sta succedendo nel nostro paese, cioè le famiglie hanno difficoltà ad essere famiglie. Sì. I bambini soffrono del malessere dei genitori perché hanno queste difficoltà. Questa è una delle cose più importanti sulle quali dobbiamo tornare spesso, perché questo porta a una vita anche di comunità stressata, a una divisione. Sì. Un genitore stressato fa anche più difficoltà a fare il genitore. Sì. No? E il bambino nasce con delle, come dire, delle doti, non doti, degli strascichi di quello che è il malessere del genitore, soprattutto su un genitore giovane. Bisogna fare delle rinunce. Il 66% dei genitori ha rinunciato ad acquistare qualcosa per loro stessi, il 31% dice spesso, il 34% qualche volta. Esatto, quindi non sono cifre che lasciano indifferenti. Il 66% dei genitori ha rinunciato ad acquistare qualcosa. Io ci metterei anche il 100% e non sarebbe male, perché se sei genitore è una cosa che ci tieni anche a fare, ti viene spontaneamente al centro della vita di una persona prima della maggiore età è essere se stessi. Quando hai una famiglia e hai un figlio, il centro della tua vita non sei tu ma è il figlio, per cui le rinunce da quel punto di vista non sono una cosa negativa, ma quando incidono sulla qualità di vita sì. Certo. Io rinuncio non perché rinuncio per dare qualcosa di più a mio figlio, ma perché non riusciamo a permetterci l'uno e l'altro. Altri tipi di rinunce, il 60% rinuncia ad andare al ristorante ed ha ridotto anche il periodo delle vacanze. Sì, questo è un aspetto ancora una volta che va a vedere, quello è la questione economia, la slide dopo, se ricordo male, secondo me è quella più delicata. Andiamo a vederla? Sì. Andiamo a vederla. Questa qui, le rinunce? Rinuncia ad acquistare? È quella dopo, allora rinuncia ad acquistare una macchina nuova, va bene, tagliare la spesa alimentare acquistando prodotti in offerta, questo è un problema del settore in generale del commercio, dove ormai si acquista solo su offerte, quindi contrazione, ma il 39% ha dovuto rinunciare ad una visita medica privata o l'ha dovuta rinviare. Salute. In un momento in cui la salute pubblica è in difficoltà e chi può si rivolge a visite private, ecco, comincia a diventare un problema anche questo perché? Perché siamo famiglia. Io credo che sia di una gravità questo dato assoluta sulla quale riflettere molto, accantonare cose meno importanti e tornare a parlare di famiglia, metterla al centro dei nostri pensieri, perché la situazione rischia di essere irrecuperabile o comunque difficilmente recuperabile nel breve tempo. Io credo che sia urgente recuperarla in brevissimo tempo. Andrea, questi sono ovviamente dati importanti su cui, come dici tu, vale la pena riflettere. Grazie ovviamente per questo contributo, ma ho scoperto che ci dovrebbe essere il post TG anche la prossima settimana, di venerdì, sì? Quindi mi sa che ti tocca tornare. Ma posso poi venire con una polemica? Dai, fatemi fare una polemica. Ma tu devi ogni tanto portarmi qualche polemica, assolutamente. Poi ci penso io a fare il politicamente corretto se serve. Non posso salutare quelli dello... No. Saluta chi vuoi. Saluto quelli dello sfalcio, le vittime dello sfalcio. Chi ha visto un post sa cosa dico. Mi fermo qua. Va bene, grazie ad Andrea Blau. Grazie a voi, grazie a Gianluca. Grazie a tutti per averci seguito anche in questa puntata. Appuntamento ovviamente con le notizie già da domani mattina a Sveglia Trieste. Stasera non perdete Ring. Buona serata.